Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Un incidente stradale vicino al campo di Santa Ninfa nel Trapanese ha causato la morte di 2 persone. Nulla da fare per le vittime dell'ennesimo sinistro sulle strade siciliane. Tiene banco la questione carovoli da e per la Sicilia sul periodo di Pasqua. Le opposizioni si scagliano contro Schifani per le azioni ritenute insufficienti. Il deputato Giuseppe Lombardo ha espresso la propria preoccupazione riguardo la possibile privatizzazione del trasporto pubblico in Sicilia. L'imprenditrice Monica Luca è stata rieletta all'unanimità alla presidenza del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania. La Protezione Civile regionale comunica allerta gialla su gran parte della Sicilia per la giornata di domani, 5 aprile 2023, con un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.